Io auspicherei che prima di tutto si trovasse un accordo tra le parti e una soluzione ragionevole e questo ovviamente dipende dal buon senso delle parti in gioco. Spero che il magistrato prenda le decisioni necessarie a garantire i servizi almeno fondamentali e essenziali alla comunità, perché chiaramente non si può bloccare completamente il conto corrente di un comune. Il comune deve occuparsi di tante situazioni, di tante questioni e quindi mi auguro che il giudice di questo tenga conto nel momento in cui ci sarà la prossima udienza. Noi peraltro in Parlamento, anche con il collega Causì, abbiamo lavorato e presentato un emendamento al decreto legge enti locali che riguarda proprio le situazioni come quella del comune di Farra di Soligo. Speriamo che nella discussione che ci sarà la prossima settimana alla Camera si verifichino le condizioni per approvare una norma che potrebbe dare un respiro di sollievo. Sono molto prudente però perché stiamo parlando di somme importanti, le norme sono generali, quindi ovviamente una norma che facessimo non varrebbe solo per Soligo, per Farra di Soligo, varrebbe per tutti i comuni che sono nelle stesse situazioni e quindi c'è un problema di copertura. Però sono convinta che un comune non può essere lasciato solo in una situazione come questa. Questo fa capire come le persone dentro alle loro comunità siano più responsabili e siano più solidali ed è in fondo anche il senso delle mie battaglie per l'autonomia. Far parte di una famiglia, di una comunità locale aiuta le persone a prendersi anche cura degli altri. Non può essere lo Stato che pensa a tutto, ma sempre più con i problemi di spesa pubblica, di limiti di spesa pubblica che abbiamo in questo Paese, con il grande debito pubblico che è sulle spalle delle future generazioni, sempre più è importante che i cittadini siano anche tra loro solidali e solidali con tutta la loro comunità e non semplicemente una richiesta dall'alto di risoluzione dei problemi sempre e comunque da parte dello Stato.